Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con veloce Frankie Matley che prende l'iniziativa nei confronti di Fiaba del Ronco che sistema seconda con accanto Fuentes K-Jors, poi Philip Holtz. Frankie Matley che ha preso benissimo la testa uscendo velocissimo dai nastri e ora si presenta al suo esterno Fiaba del Ronco che chiede strada e passa 16,6 per i primi 200 metri di corsa. Fiaba del Ronco al comando nei confronti di Frankie Matley, la terza posizione per Philip Holtz che precede Furbetto Jet, quindi in corda Falco dell'Est, retrocede cercando posizione che trova solo in coda al gruppo Fuentes K-Jors. 31,3 per i primi 400 di corsa da parte di Fiaba del Ronco che si mantiene in netta evidenza nei confronti di Frankie Matley. Nonostante la frazione in 15,6 ha guadagnato 3 lunghezze nei confronti dei rivali. Seconda posizione per Frankie, poi Philip Holtz muove all'esterno Furbetto Jet in anticipo sulla salita di Falco dell'Est. 1,2,8 per i primi 800 di gara con Fiaba del Ronco e Marco Stefani che proseguono in vantaggio. Figlia di FaceTime Bourbon viene a completare un chilometro d'avanguardia in 1,18,9. Seconda posizione sempre per Frankie Matley che precede Philip Holtz, all'esterno Furbetto Jet con in scia Falco dell'Est e Pharaon d'Or. Davanti alle tribune una frazione in 14,7, 1,33,6 per i 1.200 di gara. Fiaba del Ronco al comando, nella sua scia Frankie Matley, in corda Philip Holtz, di fuori Furbetto Jet con in scia Falco dell'Est. Se ne va anche la curva di destra passata in 14,9. Fiaba del Ronco che accelera, tiene a distanza i rivali, Furbetto Jet si impegna allo scoperto, Falco dell'Est che attende ancora per entrare in azione a 400 dal palo, 13,9 la retta di là, accelera Fiaba del Ronco che si porta in scia Frankie Matley, di fuori Furbetto Jet, prova ad andare in terza corsia Falco dell'Est che però per il momento trova la leader che sta andando a tutte, ed è difficile andarla a prendere all'ingresso della direttura d'arrivo. Fiaba del Ronco è in vantaggio nei confronti di Frankie Matley, poi Falco dell'Est all'esterno, Fiaba del Ronco in vantaggio, Fiaba del Ronco che nel finale viene a vincere per il secondo in open stretch Philip Holtz, giustizia Frankie Matley. 29,1 ad arrivare, 1,16,2 il ragguaglio cronometrico, il doppio chilometro vincente di Fiaba del Ronco. Marco Stefani in salchi per il training di Mauro Baroncini, i colori del signor Nicola Simeoli. Vince la 3 anni da FaceTime Bourbon e Zarina del Ronco in percorso di testa, ritorna alla vittoria. Quando evita le rotture è una cavalla davvero interessante. Fiaba del Ronco che vince nei confronti di Philip Holtz che è secondo avanti a Frankie Matley.